Amici di Bella Sicilia, prima di cominciare il pranzo vi presento questo vino e ve lo abbino ai piatti che adesso vi presento. Cosa abbiamo quindi qui? Allora, crudo e marinato, spada e gambero, tonno e asparagi di mare, gambero rosso, polpo cunzato, acciughette marinate, involtini di pesce spada, zuppetta di cozze e la classica caponata in agrodolce che non può mancare. Per farvi gustare al meglio le pietanze, io abbino questo vino, lo Zibibbo secco delle cantine Curato Larini di Marsala. Questi sono tutti i piatti che abbiamo visto preparare da tua mamma e da tuo fratello, perché questa è un'attività che tu porti avanti con la tua famiglia. Sì, da 40 anni sono aperti, ovviamente collaboro con loro da tutti questi anni. Mi sembra ovvio che ognuno al suo ruolo cerca di fare il massimo e di fare stare bene le persone, di farle mangiare bene e di farle bere bene. Il tappo mi dice che è ottimo. Allora, noi presto vedremo poi la preparazione di queste ricette su Onda TV e su Bella Sicilia. Intanto ringraziamo Antonio. Buon per pranzo, averci alla vostra. contattato. Grazie amici di Bella Sicilia. E salutiamo tutti da Milazzo, Da Milazzo, vi aspettiamo qui. dal ristorante La Bitta. Grazie. Ecco, ricordiamo cosa significa La Bitta. È un termine nautico che abbiamo scelto quando aprimmo, è quel ferro che trovate sulla banchina dei moli a forma di fungo, quel ferro grosso a forma di fungo che si chiama bitta, e noi abbiamo scelto questo nome proprio per questo motivo. Ci troviamo infatti proprio davanti al porto di Milazzo. Ciao, nuovo. un caro saluto a tutti gli amici. di Alla Bella prossima. Sicilia. Ciao, noi ci mettiamo a tavola.